Ciao carissimo amico di mattoscacco.com e benvenuto in questa nuova partita commentata. Oggi vediamo la partita giocata nel 1990 a Linares fra il bianco Believski e col nero il grandissimo giocatore Illescas. Sul blog mattoscacco.com, all'interno dell'articolo relativo a questo video, abbiamo spiegato chi è questo grandissimo giocatore. Ma andiamo a vedere questa partita in che modo viene svolta. È una partita molto tattica e posizionale che viene giocata con queste seguenti mosse. Si gioca una partita di donna con D4, D5, segue poi il gambetto di donna. Il gambetto di donna viene rifiutato con E6, cavallo C3 e qui si entra in una difesa Tarrasch con C5. A questo punto segue CX D5 e X D5. Il problema di questa difesa è che questo pedone qui, una volta che poi viene cambiato anche C, comunque non è sostenuto da nessun pedone. Quindi questo può essere un problema per il nero. Quindi dopo questo cambio segue cavallo in F3, cavallo C6 e anziché cercare un gioco aggressivo come per esempio questa mossa, il bianco preferisce giocare un fianchetto, cavallo F6, alfiere va in G2 e alfiere si posiziona in E7. Ora entrambi i giocatori sono pronti per l'arrocco, infatti arrocco da parte del bianco e arrocco da parte del nero. Fin qui sono tutte mosse che si utilizzano, vengono utilizzate, quindi non c'è molto da spiegare. Alfiere in G5, andando con l'intento di andare a eliminare quel cavallo che protegge questo punto, al che il nero si sente in forte difficoltà e decide appunto di scambiare questo pedone. Ok, la minaccia ora persiste ancora, infatti il nero gioca H6 per cercare di allontanare quell'alfiere e infatti l'alfiere va in E3, segue torre E8 cercando di posizionarlo su una colonna semiaperta, donna C2 per andare ad occupare una diagonale buona, alfiere in G4 e ora questa mossa del bianco sembra una mossa di poco conto, ma in realtà è molto importante. H3. Quindi siamo usciti al di fuori di una difesa Tarrasch con il gambetto di donna rifiutato. Quest'ultima mossa qui del bianco con pedone in H3 è molto importante perché fa indietreggiare, ora indietreggiare qui aveva poco significato, fa indietreggiare l'alfiere in D7 andando a interporre un pezzo fra la donna e questo pedone in D5 che è sempre un punto così delicato. Torre in A si sposta in D1, donna C8. Qui nessuno avrebbe mai pensato a una mossa del genere, ma si crea una batteria di donne alfiere che vanno a puntare sul pedone H3. A questo punto segue re H2, questa è una mossa che si fa spesso anche per consolidare il fianchetto che è stato ormai spostato, e attenzione al giochetto che fa il nero, alfiere F8. Può sembrare una mossa classica che serve sempre per andare a rendere il fianchetto più potente, ma in realtà no. Torre in F va in E1, mossa anche qui di poco conto, anche perché prima che si toglie l'alfiere e il pedone ci vogliono un po' di mosse, e torre E5. Il nero decide alla 16ª mossa, quindi siamo in pieno medio gioco, di far fuoriuscire la torre. Lo scopo della torre è quello di andare poi in H5 creando ancora ulteriori pressioni sul punto H3.
Chi l'ha detto che le torri non possono uscire? Infatti, torre H1, torre H5, re G1 e ora la cattura di quel pezzo è inevitabile. Alfiere per H3. Il bianco non ci sta allo scambio e gioca alfiere F3 minacciando anche la torre. La torre si risposta in E5, segue ora un cambio che sinceramente non ho capito perché dopo questo cambio finalmente questo pedone è protetto da un altro pedone, quindi va a rafforzare il centro del nero. Segue alfiere in D4 minacciando la donna e attenzione alfiere F5 cercando uno scambio. E4 per pararsi dalla minaccia e torre per E4. Ora il nero decide di sacrificare la qualità per avere un gioco più attivo e un guadagno di 2 pedoni che può essere decisivo. Infatti segue cavallo per con un attacco a raggi X da parte dell'alfiere e donna in E2. Il nero è molto attivo. Vediamo come continua. C5, alfiere in E3, donna in E6, iniziando ad entrare anche la donna nel vivo dell'azione, re in G2, D4, alfiere in C1. Vedi come il nero sta pian piano conquistando il centro. Torre E8, decide di giocare l'unica torre che punta sulla donna. Ovviamente il bianco vede questo attacco sempre a raggi X e decide di giocare la donna in B5, che è una posizione piuttosto tattica. A6, che è protetto dalla donna. Donna B7, il bianco si intrufola nello schieramento avversario e segue donna cattura, un altro pedone. Siamo a 5 pedoni bianchi contro 2 neri, quindi il nero in effetti ha fatto bene a sacrificare quella torre. Ora segue torre in D, va in E1, cavallo D6 minacciando la donna, donna B6, torre C8 andando a proteggere questo punto e alfiere F4 minacciando un eventuale scambio. Ora il bianco ha ottenuto una certa attività, ma la posizione del nero comunque continua ad essere sicura. Il passaggio ora al finale favorisce il nero che cerca sempre di cambiare le donne. Vediamo C4, donna B7, donna mangia pedone, altro pedone guadagnato proponendo uno scambio di donne. Il bianco sa che cambiare la donna non è la cosa giusta, quindi c'è una ritirata in D5. Segue donna C2, andando a proteggere questo cavallo e l'alfiere contemporaneamente. Torre E2, minacciando la donna, cavallo B6, proponendo di nuovo uno scambio di donne, ma abbiamo detto che il bianco non ci sta. Donna in B7, donna in B3, andando a difendere il cavallo. Torre in H va in E1, batteria di torre per un'eventuale entrata. Donna va in B5, evitando così tutte le entrate di torre. Alfiere in C1, cavallo in C4, donna in D5 e alfiere in D7. A questo punto attenzione a questa mossa fortissima. Torre
E7. Ora ovviamente se il nero non accetta il sacrificio c'è l'entrata qui, pericolosissima, quindi il nero è costretto ad accettare il sacrificio e dopo sempre torre E7 il bianco ha ottenuto una certa attività. Ora il sacrificio appunto ha fatto sì di complicare la lotta. Dipende ora tutto come se la gioca il bianco. Il nero gioca giustamente torre 8, il bianco anziché cercare altre mosse più attive gioca alfiere E4 perdendo tempo e dopo re F8 il gioco è finito. Il bianco si arrende e il vantaggio di materiale del nero è praticamente schiacciante.